In più di 50 anni di attività sui campi e in stalla, Fiorenzo Mason questa non se la sarebbe mai aspettata. Lunedì scorso, al mattino presto, dopo aver dato come sempre da mangiare alle sue mucche, è andato nella rimessa a prendere uno dei suoi trattori. Ho aperto il cancello qua, il portone, ho trovato il deserto. Ho girato gli occhi, ho visto che manca tutto. 3 trattori. 3 trattori. Cioè, mi sembrava impossibile. Il cancello era chiuso, il portone era tutto. Ma forse mi sto sognando, ho detto. Forse mi sto sognando. Uno shock. 3 trattori di varia potenza, tutti piuttosto recenti, eccoli in foto, spariti dalla fattoria. Chi l'avrebbe mai pensato? Un danno di circa 150.000 euro. Subito, cioè, non riuscivo neanche a camminare. Però mi sentivo proprio, ho detto, ma qua cosa è successo? È il mio lavoro che è da 50 anni che lo faccio. Trovarti così senza che uno viene dentro a casa tua ti porta via tutto. Tutto, non ti lascia niente. Le chiavi di uno dei mezzi erano sul quadro di accensione, le altre a portata di mano proprio perché nessuno in campagna pensa che un trattore possa sparire. E a quale scopo poi? Non so, no, c'è una cosa impensabile, non è mai passato per la testa di portassero via i trattori. I paesani si sono offerti di prestare il trattore ai Mason. Riacquistare 3 mezzi del genere è un investimento di oltre 200.000 euro. I Mason pensano intanto al noleggio per non fermare un'azienda che oggi ha 500 bovini da carne alimentati da cereali coltivati su loro terreni. Ai Mason la solidarietà di un compaesano importante. È una bella azienda e noi rischiamo di perdere una bella azienda e un giovane imprenditore perché qualche signore, che io spero un giorno che venga consegnato alle patrie galere, viene qua e porta via loro gli strumenti di lavoro. Serve la certezza della pena e serve un atteggiamento diverso nei confronti di chi delinque.